In viaggio per le strade, per paesi e per città, scopriamo tradizioni, cultura e novità. Son piatti di Sardegna, ricchezza e varietà, sapori antichi e nuovi di una terra senza età. Suppa, Viscadura, Arrestotto e Carasau, Vilinzana, Fiverone, Lugo, Colvane, Brattal, Seadas, Pavastinos, Buefus e Gatto, Culurzones, Malloreddos, Sarezzetta e Otido. Amici telespettatori di Sardegna 1, eccoci qua come promesso, ci troviamo nel Museo Sadomo Nosta di Senorbì e qui accanto a me le due signore che oggi ci guideranno in questo viaggio gastronomico. Come vedete intorno a me gli elementi della nostra antica tradizione, dei nostri modi di vivere di una volta e tante cose buone che adesso descriveremo insieme. Lei signora come si chiama? Silvana Olà. E lei? Maria Assunta Pireddu. Allora insieme a Silvana e a signora Maria Assunta inizieremo a cucinare insieme e vi descriveremo il piatto di oggi. Signora, che cosa cucineremo insieme? L'agnello che lo cucinerà la signora e poi tante altre cose. Agnello in agrodolce aromatizzato al limone, così, perfetto. Signora Silvana, in questa Casa Panca qui accanto a me ci sono tante cose buone cucinate proprio oggi a Senorbì. Descriviamole un attimo. Lei ha cucinato questi carciofi molto coreografici, come si fanno? Si deve pestare dove ha le spine per potersi aprire, di modo che si mette il pepe, il sale, prezzemolo, olio e si mette in una teglia un goccio d'acqua e si mette a cuocere al forno. Per quanto tempo? Un'oretta. Qui vediamo in questa terrina trasparente le fave. Le ho lasciate rosolare bene con l'acqua loro stesso, un po' di sale e poi a ultimo le ho aggiunto un po' di latte, ma poco. Mangiate anche così come un primo piatto. Si mangiano anche come primo piatto. Bene, e poi la famosa corda con piselli. Corda con piselli sono l'interiore della pecora che si puliscono, poi si fa la treccia, si fa bollire e poi la taglio a fette quando è fredda. Faccio cuocere i piselli con un bel po' di cipolla, poi li aggiungo la cordola e si insaporisce tutto assieme. Questo è un piatto tipico molto diffuso un po' in tutta la nostra terra e tanto amato dai nostri turisti. Sono invece adesso in compagnia della signora Cenza che ha cucinato per noi questo piatto così invitante. Che cosa abbiamo, signora? Questo è un piatto tipico di Senorbì, Stallarinus, che era proprio una pasta fatta qui a Senorbì ed è cucinato con il pomodoro secco. Perché prima non c'erano né le passate di pomodoro né pomodori palati, quindi quando volevano fare i pomodori con il sugo li facevano con i pomodori secchi. Come si preparano? I tallarini sono fatti con la semola e hanno l'uovo. Signora Silvana, io sono un amante dei dolci e secondo lei potevo andare via senza dare uno sguardo a questa tavolata qui accanto a me. Ci descriva questi dolci che vediamo questo pomeriggio. Allora, sono raviolini di sangue di maiale. Poi dalla sacchetta della budella si toglie e si fa il ripieno per fare i raviolini. Gli altri hanno mandorla. Qui di fronte a noi vediamo altri dolci tipici sardi, quindi guecos, sì, ci sono amaretti, gallette, insomma. Oggi i nostri raviolini li accompagneremo col mirto fatto dalla signora Silvana e con liquore di fragole, buonissimo. Io l'ho assaggiato e posso testimoniare che è così. Grazie signora Silvana. Signor Salvatore, che delizia per gli occhi questo maialetto che voi avete esposto qui, ma lo guarderemo o lo mangeremo anche?
Lo mangiamo anche, ci mancherebbe altro. Come lo cucineremo? Arrosto. Lo facevano i nostri nonni? I nostri nonni sì, perché da un po' di tempo a questa parte l'uso non permette più di fare il maialetto fatto in sangue, non lo so perché, io non me ne intendo, ma so che non è più vendibile in questo modo, però noi per basta questa guardare. occasione lo abbiamo, diciamo così, lo abbiamo fatto, lo abbiamo esposto e ve lo facciamo ammirare. Grazie signor Salvatore. Grazie a lei. Mi trovo qui al museo di Senorbi con il sindaco, il primo cittadino di Senorbi. Sindaco, come si chiama questo museo? Questo museo gli è stato imposto il nome Sadomo Nostra, un nome molto bello perché vuol dire la nostra casa, che è la casa di tutti, quindi i nostri concittadini si trovano a loro agio nel riproporre non solo le tradizioni ma anche la memoria storica attraverso i segmenti e frammenti di storia che siamo riusciti a recuperare. Questo è un paese in crescita, vero Sindaco? Sì, siamo orgogliosi perché è uno dei pochi paesi in Sardegna che registra un tasso demografico di incremento dal 2002-2003 ad oggi. Si trova come un paese di grande accoglienza, una sorta di frontiera che offre prospettive, per cui ecco anche il nascere, il crescere di tutte le attività enogastronomiche che sono importantissime anche in questo territorio. Quindi chi viene a trovarvi qui può trovare spunti archeologici ma anche gastronomici. Può trovare anche spunti gastronomici di piatti che hanno ancora il sapore dell'antico e soprattutto il sapore del gusto genuino, che vengono offerti anche a prezzi molto contenuti a tutti gli ospiti che hanno la bontà di visitarci. Quali sono gli appuntamenti gastronomici? Noi abbiamo alcuni appuntamenti importanti. Inizieremo per la sagra della bruschetta, dove addirittura si ripropone l'antico modo di fare il pane nei forni e col forno a legna, e poi abbiamo un'importantissima sagra che si chiama Portalis e Procius, dove chiudiamo un'intera strada e tutti i nostri concittadini aprono i loro portoni arricchendolo di tutte le ricchezze di cui è proprietaria la casa a disposizione dei cittadini, ma soprattutto con degustazioni. C'è l'arrosto del vitello intero, c'è il pane, ci sono i malloredos, la fregola sarda e tanti altri dolci tipici, per cui si può venire e godere questo bel paese in tranquillità e serenità. E noi verremo, Sindaco, e ne abbiamo approfittato oggi per assaporare le vostre le cornie, ma torneremo e sono sicura che tutti gli amici che ci stanno ascoltando, non solo sardi, verranno di sicuro a visitare Senorbi e qui si sentiranno a casa. Grazie Sindaco. Grazie a lei. Mi trovo in compagnia della dottoressa Emanuela Solinas e qui in questa bella atmosfera vogliamo dire due parole sul Museo Archeologico di Senorbi e ci aiuterà proprio la dottoressa. Prego. Il museo si chiama Sadomo Nostra, prende il nome dalla casa campidanese, appunto come ha detto il sindaco, la nostra casa, e raccoglie, è un museo territoriale, quindi raccoglie i manufatti che sono stati rinvenuti nei dintorni di Senorbi. Non avevamo ancora incontrato il presidente della Proloco di Senorbi, signor Antonello Riu, una Proloco molto attiva, è vero, quella di Senorbi? Sì, grazie anche alle persone che ci aiutano, ai ragazzi del gruppo, all'amministrazione comunale che è sempre presente vicino a noi. Mi auguro che siate stati bene, siete stati graditi ospiti. Altros annos, altro non posso dire. Deus scherzano, io le rispondo in logudorese. Benissimo. Grazie a voi dell'ospitalità. Grazie. Noi vogliamo salutare e ringraziare il nostro contatto, il nostro gancio, così si dice in gergo televisivo, l'assessore Marcello Lonis, che vuole dirci due parole chiaramente. Io vorrei solo esclusivamente ringraziare tutti, la Proloco e tutti quelli che hanno collaborato, che sono stati molto gentili, grazie di cuore. Ringrazio a voi, siete stati molto gentili e spero di avervi presto di nuovo qui a Senorbi. E noi torneremo con grande piacere, lei è anche vice sindaco e noi attraverso di lei salutiamo e ringraziamo ancora tutti gli amici che sono stati con noi. Grazie.
Che profumo arriva qui sotto il naso da questo agnello aromatizzato al limone che abbiamo preparato. L'abbiamo impiattato, lo vedete qui di fronte a me sul tavolo. Io devo ringraziare per questa puntata di oggi tutto il comune di Senorbi, l'assessore Marcello Lonis che è stato il nostro gancio, il nostro contatto. Ringrazio tutta la Proloco, il gruppo folk Santa Maria della Neve di Senorbi, le signore Silvana e Maria Assunta che hanno cucinato e ci hanno aiutato appunto nella preparazione, nella descrizione dei piatti di oggi. Ringrazio Maurizio Garau che è dietro le telecamere. A domani, grazie a tutti.